Susanna, quindi qua c'è lo stabilimento dove avviene la lavorazione, abbiamo visto queste casse raccolte in campo. Cosa si fa? La prima cosa che si fa quando si entra? Si prende la cassa, come vi avevo mostrato prima, come viene, si mettono gli asparagi qua sul banco e si fa una prima selezione. Asparagina. Questa quindi tecnicamente l'asparagina, che sono Esatto, i quelli turrioni più sottili. I più grossi, che sono gli extra, che sono questi, questo un altro, e questa invece è quella tutta di prima scelta, la prima. C'è differenza quindi anche di prezzo? Quindi... Esatto, questo c'è una differenza di prezzo tra questi giustamente che sono più grossi e questi. E non vengono tagliati? In questo momento no. In questo momento non vengono tagliati. Vengono solo divisi e selezionati ognuno in ogni cassa. Riposti quindi nelle casse a seconda della categoria merceologica. Della pezzatura proprio. Infatti qua vediamo l'asparagina. Asparagina. Qua la pezzatura Prima selezione e questa ed extra. Ed extra, che sono quelli più grossi. Esatto. Poi c'è anche la seconda che è il gobbo, che sono quelli un po' storti, un po' sfioriti. Ma spiegami una cosa, la qualità, c'è una differenza di qualità tra diciamo l'extra e l'asparagina o è solo un fatto visivo? È solo un fatto visivo, la pianta è sempre la stessa che li produce e quindi sostanzialmente di differenze non ce n'è nessuna. La stessa pianta, esatto, che dà la seconda dà l'extra e la prima, ecco, sì. Dopodiché cosa si fa? Dopodiché, dopo averli suddivisi, si fanno i massi. Qui abbiamo 3 diverse misure, il più lungo, il medio e il piccolo, il corto. E vengono riposti in questo contenitore dove si fa il masto che esce quasi precisamente di mezzo chilo. Abbiamo un po' di accorgimenti giustamente col tempo per arrivare a farli giustamente perfetti, tutti dritti e di un certo peso. E vengono commercializzati tutti in questo modo, con questo peso, mezzo chilo o anche più grandi? Poco più, insomma il mezzo chilo deve essere garantito, perché comunque la massaia arriva al supermercato e deve trovare già, più o meno già la misura. Il mezzo chilo garantito, ecco, sì. Questo contenitore, diciamo, io lo chiamo contenitore, ha già il suo elastico per cui si fascia direttamente. Esatto. Dopodiché vanno riposti nel carrello, tagliati. Ecco, quindi c'è la tagliatura. Guardiamo anche questa operazione perché bisogna essere esperti per evitare di tagliare o troppo poco. Abbiamo una di precisione, abbastanza di precisione, perché questa c'è la misura giusta dove deve arrivare. Ok, quindi si appoggia, diciamo, la testa qui e quindi c'è già la misura. Bisogna stare anche attenti per evitare di farsi del male. E il taglio qua è perfetto. Poi vengono incassati. E quindi sono pronti per la spedizione? Sono pronti, qua guarda, potete vedere delle casse già pronte e poi dopo ognuno viene marchiato IGP con il suo cartellino giustamente che ogni socio ha, per riconoscenza giustamente questi sono extra e quindi ci va un cartellino giallo, insomma, che dopo sono... C'è differenza da un anno all'altro sul prezzo a cui vengono venduti? Giustamente facciamo sempre fronte al prezzo di mercato. Al prezzo di mercato, quindi e se ci sono oscillazioni importanti da un anno all'altro? Bene o male, ultimamente l'asparago sta mantenendo abbastanza un prezzo decente, ecco, diciamo, se possiamo usare questo termine, insomma. C'è molta manualità perché vedo che avete anche collaboratori che insomma vi danno una mano, e quindi è importante questo. Quindi in una giornata tipo con la tua superficie quanti quintali ne raccogliete? Dai 3-4 quintali al giorno. A partire da che ora? Del mattino, dici, minimo alle 5:30-6, appena c'è luce noi partiamo subito. Anche perché insomma fa abbastanza caldo andando avanti. Hai visto, ci siamo già spogliati anche noi perché in campo stamattina era freschino, però adesso è già una temperatura, direi anche troppo caldo rispetto al periodo. Perché... Quest'anno un pochettino anomalo, di solito si parte sempre un pochettino più in là, ecco, diciamo, i primi li vedi sempre a 1° aprile, però non si parte proprio
così velocemente. Ecco, quest'anno è stata un po' una primavera un po' in siete anticipo. Partiti presto quest'anno, siete partiti, quindi c'è stata un'anticipazione di produzione proprio anche per questo motivo. Sì, sì. E quindi, come dicevamo prima, probabilmente accorcerete la stagione a questo punto, si finisce prima. Se fa molto, esatto, se fa molto caldo sì, noi massimo il 25-27 ecco, di maggio interrompiamo proprio la produzione, proprio per non compromettere poi il futuro raccolto dell'anno prossimo. Perché poi dopo anche la pianta magari si è sottoposta ad uno stress produttivo importante. Esatto. Bene, insomma abbiamo visto tante cose. Ecco, io là in fondo vedo, adesso magari dopo facciamo un'occhiata, quelle che erano le agevolatrici a scoppio, no? Che ancora vengono usate qualche volta. Sì, certo. Che sono ancora efficienti, diciamo che sono i precursori di quelli elettrici, quelli che abbiamo visto usare in campo. Bene, Susanna, noi ti ringraziamo perché ci hai fatto vedere tante cose dell'aspargo, Aspargo Verde IGP di Altedo, la raccolta, un po' anche il processo di lavorazione e di trasformazione. Grazie per la tua ospitalità, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci troviamo tra un po'.